Buonasera a tutti e benchiatas con Gnovis. Terribile incidente sul puest di Vore in tune aziende metalmeccaniche di Pavie di Udin. Un giovane di 18 anni, Lorenzo Parelli, studente dall'Istituto Bearzi di Udin, caliere da ura, fa il tirocini, all'estate strecciate dal macchinari caldoprave. Magari così no, i soccorsi sono stati di band e il giovane è morto a colpe. A ieri la so ultime di alternanze tra scuole e lavori in che aziende. Sul puesto sono arrivati da ormai i sanitari con ambulanze e elicotteri di Carabinieri di Palme e i pompiers di Udin. Il Friuli Venezia Giulia passerà in zone in arancione con la settimana che viene. Queste settimane la nostra regione ha superato tutti i livelli di allarme per incidenze dal virus e per occupazione delle terapie intensive e dagli aris medicis. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, intanto al domande che perché che sono vaccinati con le terze dose, l'infezione è viene trattata come se fosse un'influenza. Bisogna cambiare la nostra maniera di rapportarsi con la pandemia, alla DIT. Sono quasi 60.000 le persone in quarantena in questo momento per la positività dal Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, il numero più alto mai registrato di quando è attaccata la pandemia. E se si tiene conto anche di che sono in isolamento per contatto con int malade, in pratica dalla nostra regione 1 su 10 è bloccato in chiase. Quasi 30.000 infezioni registrate in Vezzi dall'ultime settimane, di questi 4.612 nuove positività dagli ultimi 24 ore. Sisi muarts con 40 pazienti in terapia intensive e 426 in altri reparti. La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo quindi int sconosciute per la morte di un fruttin appena nasciuto, succeduto 12 in Daurta, la capitale giuliana. Il piccolo era nasciuto in Chiase con la madre assistita di un'ostetrica, ma il part che assumeva l'adbenon a colpa l'ha avuto complicazioni. L'intervento del personale sanitario, magari così no, all'estate di bande, non si è potuto fare nulla per il fruttin. La Procura triestina ha dato anche a disposizione di fare l'autopsia. Alla chiapat fu chir tal prim dopo misdì un capannonzo tecnico di Puccini dulla che si tira in su di Alinis. Per causis che si anche da ora capilis, flammis sono partiti dentro della struttura e anche a pat qualche grum di erbe trinciate. Fortuna che in quel momento le Alinis erano indicate bande dal capannon. Sul puesto sono arrivati i pompieri di Servignan, Tisane e Udin, nessun alle restate ferite. La sindicessa di Monfalcon, Anna Maria Cisint, ha diavato l'incarico di assessore Massimo Asquini, che aveva gli delegis al degrado, alla dignità e alle sicurezze. Asquini, che fa parte del movimento No Pass, dall'ultimo consiglio comunale si è rappresentato con una mascherine con su scritto no all'obbligo di vaccine. Tali giorni passati, la ormai ex assessore non aveva partecipato alle feste regionali della polizia locale che si è tenuta giusto a Monfalcon a motivo che le cense del Super Green Pass e ha detto che lis normativi sono un sporc ricat. Il Comune di Udin alvarà dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 1.400.000 euro per metti 5 km di piste ciclabili che conventeranno per collegare le sedi universitarie dalla città. Le nuove infrastrutture a rientro in tal biciplan dalla capitale furlane che aveva ad ora a creare una rete integrata di percorsi dedicati a che adopri in listos ruedis. Sintin allora che a proposito il sindaco Fontanini. Sono 5 km di piste ciclabili che vengono fatte entro 4 anni, ha un finanziamento che arriva di Roma, dal Guviar, al fas parte di grande massa di bens che il Guviar sta distribuendo ai comuni di tutta Italia. Udin ha partecipato a questo bando e ha ricevuto un finanziamento di 1.400.000 euro. Lei un bel finanziamento, arriveremo a fare piste ciclabili anche in città per mettere in collegamento in pratica i puesti dove gli studenti universitari studiano. Non sai, ai Rizzi, che è una zona dove sono dei istituti importanti, come via Tomadini, un'altra zona di grande frequenza di studenti universitari. All'Ummut per sburtare, adoperare la bicicletta e avere un mezzo di movimento sotto l'aspetto ambientale migliore delle macchine, che chiaramente le biciclette non inquine e tra l'altro fa bene anche a che pedaling per il fisico.
E a Trisesi avanti in davanti lavori per la realizzazione di due rondis stradali che permetteranno di chiavare via i due semafori dal paese. Si dice il scindic Giorgio Baiuti. C'è seno cui lavori, cui passaggi te statal 3 di Pontebania Tresesi? Ma come amministrazione comunale demolite 5 immobili in Place Verdi, che è l'intersezione semaforica centrale del paese, predisposto il progetto esecutivo dai lavori, lo ven passato a Friuli Venezia Giulia Strade, che non sveva indicate queste strade per abbreviare i tempi appunto anche di avvio dei lavori, e ho confidente che il prossimo anno appunto poi impartire i lavori di realizzazione di queste rotonde insieme ai rotonde che venirà realizzata in corrispondenza dal primo semaforo che è tra via San Giorgio e la Statal 13 e resterà purtroppo, perché non ci sono strade alternative, di eliminare il semaforo di place da ristorante Boschetto. E all'estate praticamente ritirato dal dutti il cedri secolare di Chianfarmit che lascerà puesta la nuova ronde sulla Statal 13. L'arbula è restata di lungo analizzata di Andrea Maroè dalla Giant Trees Foundation che ha messo in evidenza che la pianta è ieri stata devastate per colpe di vecchis cerpiduris malfattis. A condannarlo dal dutte è stata l'installazione di una centralina del metano giusta ed ogni dall'issos, l'idris, dal dutte inutili le sfide schiappati su dei cittadini e i tentativi dalla sindichessa Erika Furlani di tutelarlo e alla fine la pianta è stata buttata giù. E anche per usgnotta le dut con Gnovis si torna di lunis sempre snuvman con la vinci sozzere. Mandi, arrivi odisi.